Buonasera amici di Rugby House, che puntata speciale. Oggi celebriamo l'amicizia di due grandi persone, di due pilastri del movimento rugbyistico rodigino. Qui hanno voluto esaltare il loro rapporto all'interno di Rugby House e farvi vedere quanto bene si vogliono. Dopo 10 anni con noi Stefan Basson. Ciao Stefan, benvenuto. Buonasera. E con Stefan Umberto Naglio. Ciao Umberto. Più contento che mai. È contento Stefano di essere qui con te. Finalmente. Splendida puntata, abbiamo detto, la premessa di quelle veramente importanti. Arriviamo dal derby vittorioso con la Petrarca, un derby molto importante che dà tanta positività al nostro club e alla nostra squadra. Stefan non doveva giocare, ha giocato, è stato man of the match. Una bella partita Stefan, no? Soprattutto perché abbiamo vinto. Sì, contro Petrarca sempre partita molto importante, come in finale partita unica. Per fortuna noi abbiamo giocato molto meglio di loro e ha vinto. Sono molto contento per noi e per Viga. Ecco, Cavinato si è arrabbiato perché ha detto hanno fatto un po' pretattica. Ci racconti un po' quello che, l'hai detto tutti, però quello che è successo sabato, insomma, dalla palestra del mattino alla chiamata mentre sei nell'orto. Sì, io sabato mattina sono andato in palestra con gli infortuni, chino giochi, alle 10 fino alle 11, un'ora di palestra. Sono andato a casa, ho lavorato in orto e John McDonald mi ha chiamata e prima volta non ha risposto, seconda volta ha risposto e lui mi ha chiesto ma dai vieni a campo a provare a correre perché Guido Barione ha fatto male e dato a Petrarca, a Padova, ha corso un po' e ha giocato. Hai capito Umberto? È così, è così. Un infortunio, gioca man of the match. Fortunatamente. Infatti prima quando mi ha detto che ha ancora un po' di male, dico spero che tu stia sempre male così, ogni partita. Visto la partita che ha giocato, i due palloni importanti che ha indirizzato verso chi poi è andato in meta e la solita conosciuta bene posizione in campo che tranquillizza i suoi compagni che sanno che lui dietro la palla la prende sempre. Ecco, tra l'altro un dato che era abbastanza evidente di sabato scorso è che tu non calciavi, cioè i calci di spostamento o i penal touche non li facevi tu, questo anche per far capire che non eri al 100%, no? Sì, ho mai provato a calciare l'ultima 2 settimane perché ho fatto male in gamba e ho provato a calciare il meno possibile e ho provato solo pali. Ecco, Umberto, ci aspettavamo questa prestazione da Rovigo secondo te? No, sono sincero, io ero quasi convinto che noi uscissimo da Padova perdenti. Perché le prestazioni nelle 4 partite ufficiali di inizio stagione non erano rassicuranti. Abbiamo vinto a Reggio Emilia con fatica, perché non dimentichiamoci che la meta di Rodriguez è arrivata a pochi spiccioli dalla fine e fino a quel momento non eravamo sicuri di portare a casa il panettone. Siamo andati, abbiamo giocato con il Sandonà in casa facendo una gran brutta figura. E le 2 partite di Coppa ci hanno visto remissivi, ci hanno visto con poco carattere, ci hanno visto poco combattenti. Quello che mi ha fatto piacere è che ho visto il carattere in campo. Non si è visto del gioco perché chi parla di bel gioco è tutta un'altra cosa. Al Petrarca sono caduti 3.000 palloni, a Rovigo i palloni sono rimasti in mano e Rovigo ha vinto come è giusto che sia stato. Li abbiamo distrutti, li hanno distrutti loro, va bene, con la mischia perché è proprio devastante. Quindi però non è stata una bella partita. Abbiamo gioito perché contro il Petrarca si gioisce sempre quando si vince. Ecco, non è stata una bella partita Stefan, però l'importante era vincere. Tra l'altro voi la settimana scorsa avete avuto un confronto un po' con tutti gli elementi dello staff, avete parlato, vi siete chiariti, cosa avete detto? Sì, l'ultimo mese qua a campo non è andato molto bene. Allenamento brutto perché tutti negativi, perché i risultati è perso, pareggiato, non 5 punti contro Reggio. E settimana scorsa tutti gli allenamenti sono andati molto bene, ha cambiato un po' il gioco e dopo sabato, dopo la partita, tutti più positivi anche questa settimana, più energia in campo, più voglia, più bello venire a campo e allenarsi. È ritornato l'entusiasmo dopo la vittoria a Padova col Petrarca. Noi andiamo a gustarci nuovamente quanto è successo sabato scorso al plebiscito. E se è vero che il sole baci belli, speriamo che questo 157esimo derby mantenga le premesse della vigilia. 24 scudetti in campo, una storia lunga quasi 70 anni. Parte il mancino neozelandese. Bandierine su 3-0 Petrarca.
Calcio piazzato di Nicora. Questo nuovo ingaggio ci darà altri feedback da questo punto di vista. L'ok di Blessano, sua, bene Rovigo, bene Rovigo, bene ancora Rovigo, bene ancora Rovigo, molto bene. Parte il folletto di Ceres, sembra buona. Ok, 3 pari. Ferro, ancora le mani. Salvetti. Sì, stavolta è Salvetti. Salvetti è saltato senza sostegni, tra l'altro. E qua Nostran fa un buco incredibile. Attenzione, Luca Nostrani il sostegno, lui lo finta, non dà continuità, va se stesso diretto, bisogna ridistribuirsi, c'è un vantaggio per il Petrarca. Vediamo come lo giocherà sua. C'è Nicora pronta per il drop. Vediamo Nicora col suo mancino, se lo mette 6-3 Petrarca. Si è giocato bene questo vantaggio. Al primo tempo c'è un problema per un giocatore rosso-blu a terra. Forse è Parker, mi sembra, o Matteo Ferro Parker. Vediamo Rovigo, è Parker. Matteo Ferro, buca! Perde la chiusura del placaggio Targa e ne approfitta Matteo Ferro che si porta ancora avanti. Ecco, buca centrale di Ruflo che non riesce però È il momento di avvantaggiarsi. giocare, ritmo. Lucio, Stefan Basson, va da solo Stefan Basson, adesso il sostegno di Arrigo. È sofferente intanto Parker dentro. Andrea De Marchi prova per stare sui piedi, siamo pochissimo dalla linea di meta. Vediamo con Lucio Rodriguez cosa facciamo. Stretta lì, Teo eccola! Ruffalo! Mezzo ai pali, benissimo. Tanto buone notizie, PJ sta rientrando. La trasformazione di Stefan Basson. Ci possono restituire il pallone, quindi va bene così. Saccardo e PJ Parker, Targa, mamma mia, Acosta, mamma mia che pugno di Acosta. Intanto noi andiamo al largo, andiamo a segnare. Eccola E questa qua. Acosta è Arrigo, per te, bravo. questa Acosta è per te, questa Acosta è per te, questa è Acosta per te. Prende la rincorsa Steffi, sentiamo la tribuna cosa dice. Pare che ci sia. Sì signori. C'è silenzio al plebiscito, parte Ragusi, sembra buono. E infili i pali. In verità, anche se via insieme a Calvisano, vuol dire aver fatto un ottimo lavoro. Infila l'H a Simone Ragusi e finisce il match. Rovigo vince il derby numero 157 qui al plebiscito. Grande botta di adrenalina e di orgoglio per il rosso-blu. Il primo tempo giocato un po' in sordina. Un campionato molto tirato con Viadana che perde di un punto a San Donà, le Fiamme Ore che perdono a Reggio, per cui Umberto ogni punto è fondamentale per raggiungere il playoff. Sì, infatti credo che i 2 punti persi con il San Donà per noi peseranno abbastanza. Adesso il banco di prova ce l'hai sabato. Io ho guardato alcuni highlight o qualche cosa in streaming del Calvisano, loro avranno visto il filmato sicuramente, è una squadra che pur commettendo degli errori è più lineare. Non dimentichiamo, questa è una cosa che Alex Olivieri ha sottolineato molto bene in un pezzo di 2 giorni fa, di ieri su Polesine Rugby, hanno avuto 3 gialli. Non hanno mai sofferto in 14 contro 15, per 3 volte, cioè per mezz'ora loro hanno giocato in inferiorità numerica. Gialli anche un po'. Vabbè, insomma, lasciamo stare la classe arbitrale, sappiamo che livello ha in Italia. Giocano lineari, hanno quei 2 argentini che a me piacciono molto, Novio e Paz, e bisogna stare molto attenti perché noi qua Paz l'abbiamo visto schierato ad apertura e non è il suo ruolo, lui è centro, un po' lunatico ma è un centro molto forte. Dobbiamo giocare come abbiamo giocato sabato. Ecco Steffi, un Calvisano che sembra più solido, mentalmente più forte rispetto a un Petrarca che è ancora in fase un po' di costruzione. Come state vedendo questa settimana? Come la state affrontando? No, Calvisano è squadra forse in forma adesso perché è l'unica squadra con 15 punti. È una bella squadra, bello. Noi abbiamo guardato tanti video di loro e bisogna sbaglio meno di loro, ma più importanti prime fasi statica molto importanti contro Calvisano, Mischia e Tush, perché se noi vinci tutti Mischia e Tush andato bene, secondo me porti a casa questa settimana. Un risultato sarebbe molto importante, Umberto, fare la doppietta Petrarca-Calvisano. Sarebbe importantissimo perché una sconfitta ti porterebbe troppo lontano dal Calvisano. Un risultato anche con solo 4 punti sarebbe molto importante perché ti avvicini psicologicamente, diventi più forte,
diventi più convinto dei tuoi mezzi. Quindi c'è qualcosa che state preparando per questa partita in particolare? Sì. Ma non si può dire. Sì, vero. Scusa, ma se hanno giocato al tocco? Avete giocato al tocco? Per scaldamento, sì. No, numero 8, per me il numero 8 di Calvisano è bravissimo, e sai, noi bisogna fermare il numero 8, punto di forza di loro. Ecco, e secondo te loro cosa stanno pensando? Qual è la loro arma per fermare noi, secondo te? Loro tattica molto semplice, fase statica, mischia touche e dopo giochiamo tanto con gli avanti e noi bisogna solo fermare avanti perché secondo me noi nostra tre quarti più forte di loro e sai il nostro avanti gioca bene. Tra l'altro abbiamo difeso molto bene su drive a Padova, cioè abbiamo studiato, abbiamo applicato una buona strategia per fermarli, no? Quindi applicheremo lo stesso anche sabato? La difesa a Padova è stata buona anche nelle altre fasi di gioco, cioè sono riusciti a non farsi mai scardinare, mai far trovare il pertugio per poter entrare. Li ho visti bene. Sì, ecco, tra l'altro le due mete che abbiamo subito in Coppa arrivavano comunque da drive contro il Petrarca, per cui c'era certo. un'esigenza anche di fermare questa cosa. Ora andiamo a vedere le news che arrivano dagli altri campi, tra cui l'intervista a Massimo Brunello, coach del Calvisano. Scusa, non ho sentito? Sono contento da ex rossoblu che vengono lì. Quindi, settimana prossima si va a Rovigo. Settimana prossima è una partita fondamentale per noi, credo anche per il Rovigo stesso, insomma, per giocare in casa contro Calvisano che per le ultime tre finali sia una partita che dà tutti gli stimoli possibili per un giocatore, quindi è una fortuna giocarlo. 49 punti fatti, 74 subiti, una vittoria di misura contro Reggio l'unica gara interna fin qui disputata e per il resto 2 sconfitte con San Donà e Calvisano, quest'ultima con 0 punti a referto. Se crisi non è, poco ci manca dalle parti del Quaggia. Numeri che raccontano di una transizione, lo scotto forse sottovalutato di un pesante turnover rispetto alla passata stagione, in parte cercato, in parte subito, che riguarda giocatori e staff tecnico e che ha evidentemente tempi di metabolizzazione che non coincidono in questa fase con quelli del campionato. Al di là dei primi 3 turni, Mogliano certamente resta squadra con prospettiva di classifica molto diverse da quelle attuali. La società ha deciso di investire a medio-lungo termine principalmente su atleti del proprio vivaio o comunque giovani e italiani, lasciando per strada talento, fisicità ed esperienza di nomi come Odiete, Bondono, Halvorsen, Semenzato, ed è chiaro a tutti che giocatori così non se ne trovano ad ogni angolo. Ci si deve aspettare di più da Trent Renata, questo è sicuro, ma con Barrò in forte dubbio, almeno fino ad inizio 2017, è la recente infornata di acquisti argentini che può e deve riportare la situazione in un equilibrio tendente verso l'alto. L'utility back Almela Udri, in arrivo dal Casi di Buenos Aires, e il tucumano Trejo, prima linea destinato a giocare principalmente a destra, sono la risposta della società ad una analisi evidentemente fatta anche internamente alla dirigenza. Sabato intanto arriva la Lazio, la sua peggior stagione da molti anni a questa parte, ultima solitaria con un solo punto fin qui raccolto ad una media di quasi 50 subiti a partita. Inutile dire che l'unico obiettivo possibilmente costruito su quel gioco fin qui non pervenuto, è la vittoria con bonus. Per la classifica, certo, ma prima ancora per cominciare ad espellere il tarlo della inadeguatezza dalla testa e dalle gambe. Squadre in campo alle ore 15 per un match non da tutto esaurito, ma di quelli da non perdere, e scusate il gioco di parole. Ciao Andrea, ciao a tutti gli amici di Rugby House. Che dire, qui a Roma ad Halloween di mostri ne abbiamo visti davvero tanti perché perdono entrambe le squadre e qua tocca vedere chi sta peggio, perché se da un lato la Lazio perde punti importanti in chiave salvezza, dall'altra parte le Fiamme Oro fanno un incredibile passo falso andando a perdere contro una neopromossa a Reggio. Che dire, è il momento del riscatto per la squadra Cremisi. Perché? Perché quest'anno le realtà che possono ambire al quarto posto sono davvero tante e i punti in palio, ogni singolo punto è davvero pesante.
aggiungo una cosa, voglio fare una considerazione precisa. Sono 2 anni che alle Fiamme Oro manca la continuità dei risultati, ma sebbene la scorsa stagione questo poteva un po' essere giustificato, vista la rosa, il totale cambio di gioco per il passaggio che c'è stato tra Presutti ed Eugenio, quest'anno non ci sono molti alibi. Le Fiamme Oro sono una squadra costruita per arrivare ai playoff, con un grandissimo allenatore quale Casellato, e non può più permettersi dei passi falsi come quello della scorsa settimana, anche perché alla caserma Gelsomini arriva il Sandonà, una squadra che secondo me sta facendo molto bene fino a questo momento e che darà fastidio a moltissime squadre fino alla fine della partita, e potrebbe essere la rivelazione di questo campionato. Che dire, è già il momento della svolta? No, tante squadre in pochissimi punti, ma bisogna cominciare a portare a casa risultati in maniera continuativa. Un abbraccio a tutti voi. Bentornati in studio Rugby House con Stefano Basson. Si parlava delle altre squadre, Calvisano, non abbiamo nominato Viadana, abbiamo parlato di Fiamme Oro, insomma in tutta questa stagione andrai ad affrontare i tuoi ex allenatori, a parte Pollarù. Che ricordo hai di loro? Massimo, nello specifico. No, io fino adesso ho 5 allenatori qua a Revigo, e ognuno bravo, ognuno diverso, ognuno unica. E Massimo, mio primo 2 anni con Massimo Brunello, e mi è piaciuto, prima volta con un allenatore italiano, straniero, e anche secondo me lui è cresciuto tantissimo con l'Accademia, anche l'anno scorso con Calvisano, un buon allenatore. Qual era la cosa che ti piaceva di Massimo? I grinta, i voglio. Io ricordo sempre, prima di entrare in campo, lui sempre piange quando parla con i giocatori, tanti passione. Io ricordo, io man, lui ribriccia sempre, ma perché non è, il nostro allenatore in Sudafrica non è così, e lui tanti passioni, sempre, voglio anche lui giocare ma non posso più, è un bravo allenatore. Di Umberto Casellato che ricordo hai? Matto. Lui è matto, mi piace anche lui come un allenatore, perché lui mi ha detto vai a giocare, prova qualcosa, sempre libero in campo, tanto freedom. Bei ricordi. Sì. Vabbè, e di Pippo, visto che comunque è l'ultimo ricordo? Pippo più strategia, più giochiamo qua, là, più completa, più fasi, ma un buon allenatore, buon amico, e sicuramente diventi un allenatore grande. Ma visto che a proposito di buon amico, adesso anche Umberto è un tuo buon amico, no? Ci raccontate come mai non eravate buoni amici prima? Umberto, parti tu, dai. Ti racconto un piccolo aneddoto che fa parte della mia vita. Quando ho iniziato a giocare a rugby a Rovigo, più o meno quando ero bambino io, giocavano tutti. Ho visto che mi dava fastidio il contatto. Giocavo flanker, avevo Gigi Acquisetto come allenatore e Nico Di Fortunato con le superiori. Ho capito che non era il mio sport, perché se io ho paura di placare non gioco a rugby, io. Sono andato poi a giocare a hockey su prato, dove giocando in porta ne ho prese molte di più, fra le altre cose. E quando lui si tirava in disparte, va bene, l'uomo passava, io facevo questo appunto, come lo faccio con Rodriguez, cioè un giocatore di rugby che non placa, e io lo sottolineo. Quindi non è io, per le pazzie in campo, pazzie in senso positivo, va bene, di Stefan, mi sono sempre divertito. E quando mi lascia passare l'uomo che non mi diverto più. Invece ho visto che l'anno scorso e quest'anno diverse situazioni le ha salvate, e quindi mi va benissimo. Cioè è diventato per me più completo adesso di quando è arrivato. Parlava lui di Massimo, anche questo è un piccolo appunto. Massimo, dopo la partita di Calvisano, qua in casa abbiamo preso 3 mete, se te ne ricordi, aveva chiesto il biglietto di ritorno per lui. Dopo invece Massimo è stato contento, come lo è stato moltissimo Umberto Casellato, va bene, e via. Ma io ho cominciato ad apprezzarlo quando, e lui adesso è insostituibile nella squadra.
Lui quando mi hanno detto che domenica sabato era in campo, io ho gioito, non sono. E è successa anche una cosa strana, non l'ha vista nessuno perché eravamo solo noi due. Ci siamo anche abbracciati. No, è vero Steffi? E non ricordi Ti do un pugnaccio in Sì, testa. sono vero. Stefano, Perché? Ma sincero proprio, perché se lui fa vincere il rosso-blu, io sono solo che contento. Stefano, a parte il giudizio, comunque il punto di vista di Umberto, quanto sei cambiato tu qui a Rovigo? Sei diventato uomo tu qui a Rovigo? Sì, ma anche più completare, perché quando è arrivato 26 anni, 27 anni, prima ha giocato a Milano in Ischia, quando è arrivato qua ha iniziato con giocare estremo e con gli anni più tranquillo dietro, più responsabilità in campo, ogni anno più completare, sì, più responsabilità in campo. Ma quando... Io ti ho anche seguito dopo il primo anno, tu sei tornato e hai giocato in Carry Cup, avevi la tua maglia marrone, giocavi ala. Sì. Ti ho seguito anche lì, ho guardato anche quelle, va bene, quindi per dirti... E abbracciava il teleschermo? No, quello no. E ascoltavo Carlin, ecco perché lui è maturato moltissimo, Carlin a Zara, e mi diceva, Umberto, non sai mai quello che fa, perché tu andavi da tutte le parti, va bene, non aveva un punto di... E quando Polarù voleva schierarti mediano di mischia, era lui che gli diceva no, perché sappiamo cosa fa dopo da flanker, va bene. Ecco, negli ultimi 3 anni per me hai avuto un'evoluzione enorme in positivo. Ma tu lo sai che in macchina da lui c'è una tua fotografia messa così lì, no? Grazie. Guarda, è che siamo in televisione, ma una parolina simpatica gliela direi. No, Steffi, comunque, quando tu sei arrivato a Rovigo, cioè comunque eri un giocatore molto conosciuto in Sudafrica, giocavi nel Seven sudafricano, per cui un affetto che si è visto anche quando vengono i ragazzi al Milani sudafricani che ti cercano. Sì. Qual è stato il tuo impatto? Cioè non è semplice da essere un giocatore anche di un certo spessore, un certo rilievo in Sudafrica e venire qui a Rovigo. Sì, sicuramente tante persone penso facile per venire qua a Rovigo, gioca subito buon rugby. Un altro esempio è Jacques Monberg, i primi 3-4 mesi tutti hanno detto vado a casa, tanta roba e dopo lui è adesso un capitano. È difficile i primi 6 mesi, il primo anno qua a Rovigo, ma dopo, quando è più tranquillo, tutto è più facile e sì. E fai fatica anche a staccarti poi, no? Sì, molto. Allora, noi abbiamo Stefan qui e Stefano è uno dei protagonisti dello Scudetto 2015-2016 che verrà celebrato attraverso un DVD, Scudetto il film, in uscita questo weekend, il 5, con Il Gazzettino. È un film, non è un agglomerato di immagini, è un viaggio attraverso le esperienze, attraverso i ricordi, attraverso i passaggi di uno scudetto storico, fondamentale per tutti noi. It was always a dream to win the finale qua a Rovigo, questo campo Battaglini. It was always a dream, ma adesso we believe it happened. We believe that we can do it. I think belief is something very important. Una squadra che vive così di rugby non gode di quel, perché alla fine è un pezzo di stoffa, però sai quanto rappresenta. È brutto perché una città così meriterebbe uno scudetto ogni anno e non basterebbe neanche per tutta la fame che ha di vittorie. Il messaggio che mi è stato dato da mio padre, che sono andato a trovare nella tomba, è stata una maniera di corroborare le mie convinzioni, la soddisfazione di sapere che siamo partiti con un gruppo di giocatori costruito per arrivare ad un risultato e questi giocatori sono stati aiutati a crescere per raggiungere quel risultato. Cioè, non ci credevi, è stata qualcosa di indescrivibile. È iniziata l'invasione dei tifosi, tutti a far foto, cioè non te ne sei reso conto perché dopo tanti anni basta.
e io l'arbitro non ho neanche sentito il fischio finale, ho visto i miei compagni che festeggiavano, che sono venuti a abbracciarmi, sono buttati sopra di me e basta, lì il sogno si era realizzato e eravamo noi campioni. È fin da bambini che sognavamo questo ed è stata una liberazione. La dedico a Rovigo, alla città di Rovigo. Io in tutto il mio operato ho badato molto a ricollegarmi col popolo di Rovigo. Tutta quella gente che si vede poco magari, però è sempre stata vicino alla squadra e ha sempre voluto arrivare a questo obiettivo. E io penso a questa gente che ha dato tanto ma non ha potuto gioire mai. Tutti hanno sempre guardato la Rugby Rovigo come una squadra emblema della città e riportare a casa qualcosa per questa squadra credo che sia il massimo orgoglio per tutta la gente che ha vissuto l'ambiente rossoblu. Non ho mai vissuto uno scudetto neanche da tifoso Rovigo perché troppo giovane, ho sempre sentito parlare i vecchi dei famosi scudetti, del treno rossoblu, delle trasferte, Brescia, Roma. Viverlo è sempre qualcosa di diverso e ho avuto la fortuna ma anche il merito di viverlo in prima persona e di godermelo. Il 5 novembre arriva finalmente in edicola Scudetto, il film, DVD celebrativo dello Scudetto 2015-2016 della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Il racconto dei protagonisti svelerà le vicende umane, il retroscena e i segreti del 12° Scudetto rossoblu, dal 5 novembre in edicola col Gazzettino. Ultima parte di Rugby House e ovviamente lo spazio per i tifosi che attraverso i social fanno domande, fanno complimenti. Quando si è visto su Facebook l'ospite era Stefano, ovviamente miliardi di like, miliardi di domande, insomma tanta gente ha scritto grazie a Stefano per essere con noi, ti vogliamo bene, resta qui, eccetera eccetera eccetera. C'è Alessandro che scrive: se non avessi dedicato una lunga parte della tua carriera a Rovigo, in che squadra non italiana ti sarebbe piaciuto giocare potendo scegliere? Non italiana. Non italiana. Italiana non puoi. Sicuramente Saracens in Londra, perché mi piace come loro giocano, mi piace tantissimo sudafricani là, è un club molto professionale e sicuramente Saracens. Ok, poi dice, se fosse possibile tornare indietro, avresti rinunciato a vestire la maglia del Seven sudafricano per sperare di indossare quella azzurra? Tu speravi di indossare quella azzurra? Sì, una domanda non facile perché sì, anche no. Sì, no, perché ho giocato 7 anni con Sudafrica Sevens, in un 7 anni bellissimo, cambio per niente, ma anche bello se dopo 4 anni qua posso giocare anche con Italia. Quindi rifaresti la scelta? Sì. Poi Matteo, sei rimasto a Rovigo solo per amore o anche perché si è creato un forte feeling con la città, la tifoseria e la società? No, sicuramente anche per amore, perché ho trovato Laura qua, ma anche per Rovigo, per la città, per i tifosi, per il rugby, per tutto. Per me è molto difficile lasciare Rovigo adesso. Anche se non è vero, di anche un po' per me, dai. Anche per Umberto. E anche per mio nuovo amico. Beh, l'avevo detto che era una puntata speciale questa qua. Umberto, allora, Stefano, io sono felicissimo che sia qua perché l'abbiamo rincorso per un bel po' di tempo, però quest'estate me l'avevo detto, Andrea, quest'anno vengo, per cui è venuto. E ti è capitato con me poi? No, in realtà avevo messo insieme apposta, Sì, cioè sì. un po' di mestiere Lo so. sarà anche da parte mia. Oltre all'abbraccio di sabato, c'è stato anche un altro abbraccio calvisano, noi eravamo presenti, quando Stefi infila l'H dopo la meta di Ciccio Frati. Sì. Ecco. È stata una grossa stretta di mano quella. Ah, stretta di mano? Sì, documentata. Documentata. Un primo passo. Documentata. Ascolta, Umberto, giusto in chiusura, questa squadra che comunque sta prendendo una sua consistenza, pare. Quanto è difficile? Abbiamo sempre parlato nel corso delle puntate il cambiamento mentalità perdente, vincente, una squadra che da perdente poi diventa vincente. Secondo te stiamo raggiungendo, la vittoria del 28 maggio ci ha dato quella sicurezza? Può essere. Le prime avvisaglie, le prime partite non dicevano questo. Ripeto quello che ho detto prima, se proseguiamo il percorso sulla stessa strada di sabato al plebiscito, possiamo ripeterci. Ci sono meno contendenti, pensavamo ce ne fossero di più,
perché mettavamo Fiamme Oro, mettavamo sicuro il Petrarca, abbiamo visto quanta debolezza abbia soprattutto nella guida tecnica, perché il difetto è tutto lì, a Padova. Abbiamo visto crollare il Mogliano, ma l'avevamo quasi preventivato, quindi c'è meno concorrenza di quella che avevamo tutti paventato nel corso dell'estate, perché tutti quanti eravamo convinti che le Fiamme Oro fossero lì, e invece guarda dove sono. Se riescono a mantenere la testa, va bene, concentrata, per me ce la possono fare ancora, nonostante la rosa sia un po' più debole dell'anno scorso, un po' più corta, però anche gli altri non è che stiano brillando. Stefi, secondo te qual è il nostro margine di miglioramento? Dov'è che noi sicuramente possiamo migliorare e migliorando lì potremo essere ancora competitivi o candidati per il titolo? Il nostro potenziale dov'è? Ecco. Secondo te dov'è l'aspetto in cui possiamo migliorare di più? Difficile rispondere, no? No, secondo me noi questo hanno tanti nuovi giocatori, 16 nuovi giocatori, tanti giovani, bisogna trovare solo la fiducia dentro. Secondo me dopo la partita di Petrarca tutti un po' più fiducia e si vede in campo quando allenarsi gli ultimi 2 giorni. E se tutti trovano fiducia dentro, secondo me noi questo hanno ancora una gran possibilità per arrivare ancora a finale e finisce anche. Bene, la testa prima di tutto, quindi Umberto. Certo. Prima di tutto la testa, continuo a ripeterlo, se loro sono tranquilli e sono convinti dei propri mezzi. Guarda, mi ha fatto piacere sabato la meta di Arrigo, non perché forse l'avrebbe segnata anche un altro in quella posizione, ma lui è stato bravo, e poi ho visto altre 2 foto, quando sempre in sostegno a lui, ho seguito altre 2 azioni, quando c'era da essere in sostegno, cioè lui ha inventato quella palla a 40 metri, quindi ha messo in condizione la squadra di andare in meta per forza. Ma lui è stato puntuale, non ha fatto cadere, si paghi da bere dopo, non ha fatto cadere la palla, perché in quel momento lì abbiamo visto altri prima che hanno fatto patatang e non facciamo noi per non essere cattivi. Vabbè, ma lui, a me è piaciuto, consideriamo che questo arriva dalla Serie B, dal Catania, non arriva da squadra di c'erano dei eccellenza. dubbi, no? Mettere subito un ragazzo come Arrigo in un derby, in un palcoscenico del genere non E era per di difficile. più non è un acquisto, è arrivato qua in prova il ragazzo. Sì, certo. E erano 2 in prova, uno non l'hanno tenuto e lui l'hanno tenuto, quindi era un'incognita. In una delle amichevoli non era piaciuto moltissimo, vagava per il campo, era spaesato, ma è anche logico, appena arrivato entra in schemi che non sono tuoi e un ritmo che non è quello della Serie B totalmente, va ben diverso. E comunque ecco, mi ha fatto piacere quello, perché vuol dire che la testa c'è, ma c'è in tutti. Non hanno, quando il Petrarca continuava a insistere, va bene, o pick and go, tentava Rackmol, tentava tutto quello che voleva, sono sempre stati tranquilli. Nessuno si è mai lasciato andare, va bene, nessuno ha mai aperto il buco, nessuno, cioè, si vedeva che erano tranquilli di Erano testa. in controllo. Quindi se con la testa sono messi così, boh, evviva. Evviva! Sabato partita molto importante col Calvisano, nostra eterna rivale, alle 15 quello stadio Mario Battaglini, ed è proprio Stefan a invitarvi a vedere la partita. Forti della vittoria del derby col Petrarca, i campioni d'Italia della FMCZ Rugby Rovigo Delta ospitano sabato alle 15 i grandi rivali del Paterò Calvisano. Ciao, sono Stefan Basson, vi aspetto tutti allo stadio sabato, niente senza di voi. FMCZ Rugby Rovigo Delta, Paterò Calvisano, sabato 5 novembre, ore 15, la sfida continua. Noi siamo al termine di questo appuntamento, che io avrei voluto fosse almeno di 3 volte maggiore rispetto alle nostre trasmissioni classiche. Abbiamo gioito di questa amicizia, ci siamo divertiti, la nostra ovviamente serata continua, perché ovviamente si offrono da bere tra di loro, ma noi ci accodiamo perché insomma bisogna bere sempre in compagnia. Grazie Stefan per essere stato con noi. Grazie mille. Umberto, grazie mille. Lo sai che è sempre un piacere. Piacere nostro, noi ci vediamo sabato qui ore 15 per la grande sfida col Paterò Calvisano. Buonanotte.